prova. Sabato sera venivamo da una vittoria sofferta per 3-2 contro la Dolcos Volley Busnago. Oggi andiamo a affrontare le ragazze terribili del Green Volley Betisole Volley. Quindi è l'ultima tappa prima del rush finale che ci vedrà contro Offanengo prima e per ultima Volley Ata Trento, Williams Ata Trento. Quindi oggi è importante portarsi a casa i 3 punti per consolidare ancora di più il terzo posto. Amiche e amici sportivi, buon pomeriggio e buonasera da Lorenzo Minacapelli. Siamo in diretta dall'Arena Biancorosso di Volano per la 17ª giornata del campionato di Serie B1 Girone B tra la Rotoplas Volano Volley e il Green Up Betisole Volley. Dunque ci siamo, oggi turno infrasettimanale per recuperare la 17ª giornata. Con questa giornata noi torneremo a parità di partite insieme a tutte le altre squadre del girone. Noi siamo al sesto posto e quindi ovviamente ci sarà tanto di cui parlare, tanto da cui battagliare. Da un lato abbiamo una squadra che ormai è già sicura della retrocessione, probabilmente verrà ripescata per via delle moltissime giovani che ha nel proprio lotto del roster, e noi invece puntiamo al sesto posto. Però mai dire mai, proveremo anche a puntare a un quinto posto che a metà stagione, quasi a inizio stagione, dove eravamo partiti veramente molto molto male, sembrava utopia quel quinto posto, però comunque vada, ci giochiamo comunque una gran fetta di stagione. Allora, noi siamo quasi pronti per la diretta. Saluto subito Alan Berloffa, che oggi non è qui disponibile per noi in regia perché oggi fa l'arbitro segnapunti giù in postazione. Voi adesso non lo vedete perché abbiamo ancora la presentazione attiva, però dopo durante la partita streaming ovviamente ve lo faremo vedere. Dall'altro lato saluto Andrea Zeni, il nostro scoutman, che alla fine di ogni set ci regalerà i punti. E un saluto va anche al regista di oggi, che dire ufficiale o dire Discord è sbagliato comunque, perché è sempre pronto a darci una mano in ogni caso, e ovviamente Fabrizio Saba, che lo ringrazio e lo saluto per il grande contributo che anche oggi ci dà nella partita odierna. Allora, noi siamo quasi per entrare sul terreno di gioco perché le squadre si sono tolte dal terreno di gioco per prepararsi con le divise da gara. Vi ricordo che in caso di vittoria la Rotoplas Volano Volley guadagnerebbe 3 punti in classifica e si porterebbe a meno 4 dalla zona quinto posto, quindi ci sarà tanto. No, non facciamo il roster perché è lungo, e quindi metti già le partite. Allora, dicevo, siamo quasi pronti per questa partita. Vi ricordo, potremmo avvicinarci di più al quinto posto, che al momento è occupato dalla pallavolo Don Colleoni. Quindi ovviamente sarà un match importante questo, anche per il fatto che possiamo veramente. Allora, pronti per lo schema di gioco, quindi stanno per entrare in campo le giocatrici. Eccoci qua, ecco qui il nostro tabellino pronto. Le squadre stanno per posizionarsi sulla linea di seconda per il saluto. Pronostico, caro Fabrizio Saba? Sguardo minaccioso, come dire, di scaramanzia, non dico nulla, e prova a dire qualcosa tu e ti spacco la faccia. Tipico delle persone di Vola. Vabbè, però mi piace un po' riderci tu perché sa che Volano mai chiedere i risultati, che è pericoloso. Allora vi lascio le dichiarazioni di Paolo Scrinzi. Non si ricorda solo la data del 25 novembre, ma ogni giorno dell'anno. Si vuole diffondere la riflessione di una serie di interventi per atlete, famiglie e scuole, creare una rete sul territorio delle attività che costituiscono il cambiamento culturale necessario. Il nostro motto da ora in poi sarà: schiacciare la violenza. Il nostro capitano, Jessica Tevare, consegna il capitano della squadra ospite, fino a Betisole, Giulia Accobati, una maglietta del scopo dedicata. Grazie. Benvenuti all'Arena Biancorossa, la casa del Volano Volley. Oggi vi incontro la Rotoplas Volano Volley e la Green Betisole Brescia. Abito dell'incontro, finale il signor Jacopo Sala di Mantova, assieme al signor Filippo Ferrari di Mantova. Protocollo, stati player.
Libero 1. Libero 1 loro. 13. Tagliani. E per me niente da bere, anche stavolta. Oh. La prossima volta non ti ho... La prossima volta che mi chiedi di offrirti qualcosa non te lo offrirò, Ovviamente si sta scherzando, sto facendo una battuta al nostro scoutman che... No, che battuta, me la ricorderò. Allora vediamo gli starting player delle due squadre, cominciando dal quello di Bedisole. Appena il Paolo Scrinzi lo annuncerà. C'è nessuno nel canale. Via, Bedisole. 1-2, Marina, Pinocchio. Primo batto, Carla, Futunova. 1-6, Aurora, Marchesini. 1-12, Adriana, Popolini. 1-17, Gaia, Comella. 1-18, Dama, Davidi. 1-9, Martine, Italiani. Allenatore, allenatore di produttore, Spavallone. E ora Rotoblas Volano Volley. Rotoblas Volano Volley. 1-2, Tessita, Guarda. 1-3, Padova, Bonafini. 1-3, Fine, Precotti. 1-12, Cacciatino, Pugni. 1-13, Paola, Petruzzello. 1-14, Visse, Bettini. Il titolo era Tino. La figlia del Bello Voce, il suo portiere Luca Pallatini. Assieme a Michele Venti da Roma, Montinati. No, perché ecco una. È mare quel mondo. Tutto questo è il mondo nostro, il turno 2022. Buonanotte. Ebbene, allora, dal lato Rotoblas Volano Volley nessuna sorpresa. Sestetto titolare visto nelle ultime uscite, quindi De Val capitana centrale, Bonafini palleggiatrice, Tresoldi centrale, Pierobon libero, Caterina Pucinic e Bellini schiacciatrici e Petruziello opposto. Sta per cominciare la partita lato Bedisole. Quindi primo servizio di Gaia Corella e col primo servizio scateniamo l'inferno e andiamo. Servizio su Piero Bon che riceve Bonafini, lato difende il libero Tagliani. Pallonetto tentato da Marchesini che però invade col piede il campo avversario. 1-0 per la Rotoblas Volano Volley. Aurora Bonafini ora al servizio. Intanto intravedo il nostro fan numero 1 già in prima partita. Riceve Tagliani, palleggio di Corella, l'attacco che non va a buon fine. Petruziello, mani out, Petruziello 2-0. Ancora la Bonafini al servizio per la Rotoblas Volano Volley che adesso conduce il primo set per 2-0. Battuto il servizio, riceve Marchesini, il palleggio della 17 Corella. L'attacco di Petruziello, tocca con le mani, quindi azione giocabile e si trasforma in un punto per... Esatto, primo punto per Bedisole 2-1. Poche intese in questa azione. Servizio affidato a Aurora Marchesini. Spero che il nome delle giocatrici sia tutto giusto perché hanno un roster bello ampio. Riceve Bellini, Bonafini, De Val, pallonetto, invasione netta di Lara Danesi. 3-1 il punteggio adesso per la Rotoblas. Orario inusuale per la Rotoblas di giocare. Lo era anche la partita con Buznago, 18:30. Servizio di Bellini, quasi a sfiorare l'Ace. Attacco che si spegne nella rete. 4-1 il punteggio. Alice Bellini ancora lei al servizio. Battuto Tagliani e arriva l'Ace. 5-1 Rotoblas. Tocca volley.
che c'entra lo spaccavolley. Bellini al servizio. Sempre sul libero Tagliani. L'attacco quasi vincente di Penocchio, che non è andato a buon fine. Pucinic, il pallonetto che invece è vincente. 6-1. Forse è già pronto il time out che arriva adesso, infatti. E allora, mini spot per noi. Respira. La libertà ha un profumo. È nel tuo sguardo dalla cima, dal sentiero, dall'acqua o dal cielo. Respira. La gioia ha un profumo. È quello dei bimbi che ridono, degli schizzi d'acqua alla mamma, del primo tuffo sotto il sole, finalmente. Respira. La bellezza ha un profumo. È quello di trovare l'arte dove non ti aspetti e riscoprire quanto può essere raffinata la semplicità. Respira. Sei in Trentino. 6-1 il punteggio, rientriamo in diretta all'arena biancorossa di Volano. Vantaggio Rotoblas, Volano Volley che adesso sta conducendo con 5 punti di vantaggio. Bellini, servizio, out stavolta, 6-2 sempre per la Rotoblas, però un punticino mangiato con questo servizio out. Maria Penocchio al servizio. Fa tutto il servizio su Piero Bon che riceve. Bonafini al centro per De Val. Difende. Ha provato a difendere Aurora Marchesini, però la palla va nella metà campo di Volano e si spegna out. 7-2. Vi ricordiamo, intanto vediamo la partita. Servizio di De Val. Servito su Popolini. Free ball per la Rotoblas. Petrusiello, mani, out. 8-2. Jessica De Val al servizio. Servizio su Tagliani. Scusate, in realtà il libero... Sì, Tagliani. Attacco di Bellini. Si spegne sul nastro e poi out. 3-8 il punteggio. Lara Danesi ora il servizio per... Servizio di Danesi. Riceve Piero Bon. Bonafini. Livia. 3 soldi. Deve difendere Piero Bon su questa free ball. Petruziello vincente. 9-3 adesso Rotoblas più 6. Il distacco. E va al servizio proprio la Carli. Ora. Carli al servizio. Fa tutto il servizio. La palla è in out. Sì. 4-9. Mandiamo un saluto anche oggi a Brembilla, Michele Brembilla, il nostro vice allenatore, che anche oggi non è potuto esserci per impegni. Popolini pesta la linea, fallo al servizio, 10-4, nettissimo. Caterina Pucinic al servizio. Servizio battuto di Pucinic. Ricezione un po' sbilenca di Danesi. Free ball per la Rotoblas che riceve Piero Bon. Attacco di 3 soldi Murata. Bellini in pallonetto. Difende Marchesini. Attacco con difesa di Popolini. Quinto punto per Bedisole. 5-10. Anna Usnova al servizio. E pronto il servizio di Usnova. Va tutto il servizio su Elena Pierobon. Bonafini per il lato di Livia Tresoldi. E sì, vincente. 11-5. Livia Tresoldi. Comunque, nonostante il poco pubblico, poco incitamento comunque. L'ho visto. Livia Tresoldi al servizio. Oh, attenzione.
Popolini, free ball concessa da Danesi. Bonafini, Jessica Deval, vincente. 12-5 il punteggio, più 7 Rotoblas. Livia 3 soldi al servizio. Battuto. Riceve Danesi. Marchesini, attacco senza muro di Marchesini non sfruttato. Bellini in pallonetto. Difende Popolini. Free ball di Marchesini. Bonafini. Bellini ad attaccare. Vincente, 13-5. Forse è pronto il secondo time out da parte di coach Polito. No. No, siete solo seduti in panchina, quindi piccola mia svista, chiedo scusa. E... tre soldi, servizio. Brutto servizio, out. 6-13. Sì, nettamente out di tanto così. 6-13. Comunque il distacco è abbastanza rassicurante per noi, quindi servizio di Gaia Corella adesso. Battuto. Cucinic riceve. Bonafini dal lato di Petruziello. Con l'ausilio anche del net. Attacco. Muro out di Deval. Quindi attacco vincente di Aurora Marchesini. 7-13 punteggio. Gaia Corella ancora lei al servizio per Green Up e Bedisole Volley. Rotoblas Bolano Volley che comunque conduce con 13 punti. Servizio su Piero Bonafini, lato di Bellini. E stavolta è vincente. Una bella bomba di... ora Aurora Bonafini al servizio. Tutto il servizio su Marchesini. Attacco vincente di, credo, di Lara Danesi, sì. 14-8. Al servizio Aurora Marchesini adesso per la Green Up Bedisole. Servizio battuto. Il Piero Bon riceve. Bonafini. Petruziello ad attaccare. Vincente in mezzo alle mani di Penocchio. 15-8. Alice Bellini ora al servizio. Servizio molto potente però out. 9-15 adesso. Pronto il servizio di Maria Penocchio. Servizio di Penocchio che batte adesso. Eccolo qua. Sempre su Elena Pierobon che riceve. Bonafini e Deval al centro. Attacca subito. Attacco vincente. 16-9. Rotoblas che adesso ritorna sui 6 punti sui 7 punti di vantaggio. Jessica Deval al servizio. Servizio di Deval ricevuto da Popolini. Attacco murato però sempre nella metà campo di Bedisole. Prova il tocco Bellini però Lara Danesi firma il 10° punto. 16-10 punteggio. Tornano 6 le distanze tra Rotoblas e Green Up. Va proprio l'autrice dell'ultimo punto al servizio, Lara Danesi, che è pronta a battere nella metà campo della Rotoblas. Servizio battuto su nessuno perché sia Elena Pirobon che Alice Bellini l'hanno guardata uscire e l'hanno battezzata bene. Out 17-10. E ora al servizio va Carlotta Petruziello. Si speglie in rete il servizio. 11-17. Vediamo il servizio adesso nelle mani credo di Arianna Popolini.
Vediamo il servizio della giocatrice di Bedisole. Sempre su Elena Piero. Buona fine che si deve impegnare Pucinic all'indietro ad attaccare, però difende Populini. Corella l'attacco in pallonetto che non va a buon fine di Marchesini. L'attacco di Bellini. Fallo di... ha invaso la linea di seconda Alice Bellini e regala il 12° punto alla Bedisole. Time out, scusa, per la Rotoblast. Mini spot per noi. (17-12) il punteggio. Di nuovo in diretta all'Arena Biancorossa di Volano, che primo time out della partita usato anche da coach Parlatini. Servizio di Arianna Populini su Alice Bellini. Aurora Bonafini per Livia Tresoldi. Pallonetto, difende Italiani. Corella, l'attacco sbagliato di Arianna Populini. 18-12 punteggio. 18-12. 18-12. Sì, infatti non era il muro di Livia Tresoldi, ma era un quarto tocco. Prova la giocata Corella, che non gli è andata a buon fine. Bellini difende Tagliani. Corella, free ball concessa da Marchesini. Bonafini al centro per Pucinic. 19-12. Ancora Caterina Pucinic al servizio. Battuto il servizio su Danesi. Corella. Muro vincente di Alice Bellini. 20-12. Ancora Caterina Pucinic al servizio per la Rotoblast. Battuto il servizio su Danesi. Corella, l'attacco in pallonetto di Usunova vincente. 13-20. Servizio adesso nelle mani di proprio dell'autrice dell'ultimo punto, Anna Usunova. Battuto il servizio su Alice Bellini. Aurora Bonafini nel lato di Livia Tresoldi vincente. 21-13. Più 8 Rotoblast adesso. Cambio per Bedisole e esce Maria Penocchio ed entra la capitana Giulia Macobatti. Quindi primo cambio per la squadra di Daniele Polito. E tra l'altro ci tengo a mandare un saluto, se ci sta vedendo, l'assistente tecnica di Bedisole che conosco personalmente, e Luisa Zanelli, che gli mando un gran saluto e spero di rivederla presto. Oggi non è potuta esserci per un impegno proprio con la squadra più giovane, quindi se ci stai seguendo, buono muro vincente di Deval. Saluto anche Carlo Civetta, padre della nostra Rose, che è sempre un nostro grande fan, che ci segue sempre quando non è qui presente al palazzetto. Servizio adesso nelle mani di... sempre nelle mani di Pucinic. Più 9. Scusate, Livia Tresoldi volevo dire. Servizio battuto. L'attacco di Marchesini. Pallonetto, prova. Ha provato la difesa Carlotta Petruziello. Peccato. 14-22. Gaia Corella adesso al servizio per il Green Up Bedisole. Servizio battuto su Pucinic. Bonafini, lato di Deval. Difende Tagliani. Palla di Populini, però free ball concessa da Marchesini. Bonafini dal lato di Petruziello. Difende
E Populini. Un'altra free ball concessa. Vediamo se riusciamo a sfruttarla con Jessica. De Val, pallonetto. Ancora Tagliani salva. Macobatti. Sbaglia Macobatti. 23-14. Allora direi che stiamo per giungere alla conclusione di questo primo set. 9 punti di vantaggio della Rotoblas Volano Volley. Aurora Bonafini al servizio. Battuto il servizio. Riceve Marchesini. L'attacco è vincente di Danisi, se ho visto bene. 15. Cambio ancora per la Bedisole. Entra Elena Ricci ed esce Aurora Marchesini. Non saprei come aiutarti. Servizio proprio di Elena Ricci. Ed arriva l'Ace. 16-23. Allora. Servizio proprio di Elena Ricci. Piero Bon riceve Bonafini. Petruziello. Attacco vincente. Carlotta Petruziello. 24-16. Set ball per la Rotoblas. Servizio adesso nelle mani di Alice Bellini. Battuto il servizio. Tagliani. Pucci ad attaccare, viene murata da Macobatti. 17-24. Ha provato subito l'attacco Pucinic, però ha saltato subito di prima intenzione Macobatti e ha difeso questa palla. Macobatti proprio lei al servizio. Prima palla set annullata, quindi 17-24. Servizio battuto. Pucinic riceve. Bonafini proprio dal lato di Pucinic. E stavolta vincente, sempre su Macobatti. 25-17. Allora andiamo con gli sponsor. Pausa sponsor, torniamo tra poco per l'inizio del secondo set. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake?
Eccoci di nuovo in diretta. 1-0 per la Rotoblas, 25-17 il primo set. Riassunto dei punti: 5 punti per Deval, 5 punti per Petruziello, 4 per Bellini, 3 per Pucinic, 2 per Livia Tresoldi. Ace? Andrea Ace? Era Ace? Scusa perché io stavo guardando il tabellino. Sì, tabellino fornito dal nostro scout Andrea Zeni. Bonafini. Pallonetto che ha provato Populini. Bellini out. Sì, uno pari. Allora, 19 punti di squadra per la Rotoblas, quindi 6 punti fatti su errori delle avversarie. Lato Bedisole, 3 punti Marchesini, 3 punti per Danesi e 1 punto per Populini, Arici, Usunova e Maccobatti. 10 punti di squadra, 7 punti su errore. Ci siamo. Pronti per ricommentare questa partita. Petruziello vincente all'attacco, 2-1. La 9 di loro non so chi sia. Penso catalano, penso. Nel camp 3 non so. Mi ha mandato. A parte che da quello che ho detto sono 14. Ce ne uno in meno, Io ho sai? lasciato dentro quello di prima, centrale, non so chi sia. Servizio di Bellini. Si spegne in rete. 2 pari. Un altro errore di Alice. Comunque ricordiamo che in tutta la stagione Alice Bellini è quella che credo, se non vado errato, sia la top score della stagione proprio. Anche della Serie B1, credo. Servizio di Gaia Corella. 2 pari all'arena biancorossa. Bonafini. Petruziello difende Populini. Corella. L'attacco murato di Marchesini. 2 volte Marchesini difende Deval. Bonafini dal lato di Pucini che attacca. Però difende ancora grazie a Gaia Corella. Palleggio in bugger di Italiani. E arriva il muro vincente. The Wall. 3-2 adesso. Ah no, sembra un 9, era il numero 2 ancora. Come? Era il numero 2, sembra un 9, ma era 2 per il prima. Ah, quindi è ancora Penocchio. Difende, scusate, prova subito ad attaccare proprio Danesi che aveva appena difeso. 4-2, attacco sbagliato. Infatti Pareva 9. Jessica De Valle al servizio. Servizio battuto su Livia, 3 soldi di attacca subito, 5-2. Time out, mini spot per noi. Rientriamo in diretta, scusate, ma quando partono certe canzoni io entro in una mod discotecara. Devala al servizio, Tagliani riceve. Danesi, l'attacco in pallonetto di... scusate, era Corella che ha palleggiato. Petruziello murata, 3 soldi in bugger. Ancora Petruziello ad attaccare. Si impegna sulla rete. Terzo punto per Bedisole. E Aurora Marchesini al servizio. Si impegna in rete il servizio. 6-3 il punteggio a favore della Rotoblas. Battuto e arriva lei di Carlotta Petruziello.
ancora Carlotta al servizio. Servizio out. 4-7 il punteggio. Servizio adesso nelle mani di Maria Penocchio. Pronto il servizio. Tempo. E arriva l'ace di Bellini. Era a tempo. Ne avevo contati 8. 5-7. Adesso non per far polemica, però mi sembravano passati almeno 8 secondi. Che la regola dice che se non batti entro gli 8 secondi subisci un punto di penalità a favore dell'avversario. Livia Tresoldi vincente l'attacco. 8-5 Rotoblast. Caterina Pucinic al servizio. Battuto su Populini. Attenzione, invasione contro la Rotoblast. 6-8. A questo punto per Bedisole. Lara Danesi al servizio. Fa tutto il servizio. Riceve Piero Bonafini dal lato di Bellini. Pallonetto. Difende Marchesini. Attacco in pallonetto. Petrusiello da seduta. È riuscito a servire la palla, però concedendo una free ball. Arriva il muro. Sì, Livia Tresoldi, muro vincente. Livia Tresoldi al servizio. Livia. Attenzione al tempo. Spegnerete il servizio. 7-9. Mariana Populini adesso al servizio. Servizio su Pucini che arriva l'ace. 8-9. Servizio di Populini ancora, autrice dell'ultimo ace. Pronto il servizio. Battuto su Pucnik. Aurora Bonafini nel lato di Petruziello. Vincente l'attacco. 10-8. 10-8. Aurora Bonafini al servizio. Servizio battuto su Marchesini. Corella. L'attacco. Mazza che bomba di Arianna Populini. 10-9. Cambio per la Bedisole. È entrata Giulia Bottarelli ed è uscita Giulia Macobatti. Quindi una schiacciatrice per una centrale per una schiacciatrice. Giulia Bottarelli al servizio per Bedisole. Battuto. Riceve Piero Bon a sfiorare il tetto. Bellini ad attaccare. Infrazione di quarto tocco. Quindi parità. 10 pari. 10 pari il punteggio. Servizio ancora di Bottarelli. Tanto qua parte l'inno della Juventus. Alice Bellini riceve Petruziello in mezzo alle mani di Corella e di Penocchio. Attenzione che sta per rientrare in campo una giocatrice che è stata infortunata per un bel po' di partite. Emma Calvero per Alice Bellini.
Servizio proprio di Emma Galvero. Rientra in campo e la serve su Marchesini. L'attacco di Popolini che viene difeso da Bonafini. Petrussiello. Non c'è l'infrazione di quarto tocco. Pucinic ad attaccare Tagliani. E 2 volte Pucinic. E 2 volte difende Bedisole. E alla fine Corella si è inventato una bella giocata. 11 pari. Avevano chiesto all'inizio il quarto tocco, però per il primo arbitro in realtà hanno chiamato anche il tocco delle dita delle avversarie, non solo il nastro. Quindi l'azione è proseguita. 11 pari all'arena biancorossa. Battuto il servizio su Galvero, arriva l'Ace. Prima volta in vantaggio Bedisole, 12-11. Forse Luca potrebbe chiamare il timeout. No, non lo chiama. Gaia Corella al servizio, quindi. Battuto il servizio su Piero Bonafini dal lato di Pucinic, che attacca. Difende Tagliani. Corella. Attacco di Marchesini. Murata. Danesi. Free ball di Popolini. De Val. Bonafini. Pucinic ancora difende. Scusate, Petrussiello era l'attacco. E Pucinic. 12 pari. No. No, ha chiamato 13-11. Nurlo che mi si è strozzato in gola in realtà. Invasione di Pucinic. Time out Rotoblast, quindi mini spot per noi. Di nuovo in diretta, 13-11 il punteggio. Secondo set. Ancora al servizio Gaia Corella. Più 2 Bedisole. Riceve Galvero. Bonafini, lato di Petrussiello. Murata Petrussiello. Un altro punto per Bedisole che adesso ci sta prendendo gusto. Dopo un set quasi dominato. Adesso Bedisole si è rialzata. Più 3 Bedisole. Battuto il servizio di Corella. Bonafini, lato di Pucinic. E vincente 12-14. Servizio di De Val. Battuto su Danesi. Pallonetto di Marchesini. Non viene difeso. Pucinic attacca. Mani out. 13-14. Jessica. Servizio battuto, out di De Val. 15-13 punteggio. Servizio nelle mani di Marchesini, però mi sa che è pronto il cambio, infatti è così. Ed è proprio Aurora Marchesini che lascerà il posto alla 2007 schiacciatrice numero 10 Elena Ricci. Elena Ricci. Battuto. Oh, arriva l'Ace. Ricezione sbagliata di Piero Bon. 16-13. Pronto Luca Palatini, un altro time out. Noi mini spot.
Risveglio. Tornano i colori, i profumi, i suoni, la luce. Finalmente primavera. Respira. Sei in Trentino. Di nuovo in diretta dall'Arena Biancorossa di Volano. Un Bedisole che non ti aspetti dopo il primo set. E adesso sta conducendo con 3 punti di vantaggio questo secondo set. Elena Ricci al servizio. Servizio battuto. Piero Bon riceve. Bonafini dal lato di Pucinic. E vincente l'attacco. 14-16. Carlotta Petruziello al servizio. No. No, sì, servizio perché Blerona Tascioli non è arrivato in tempo sulla linea. Attenzione. Maria Penocchio. Free ball di italiani. Attenzione. 3 soldi. Pallonetto vincente. 15-16. Carlotta Petruziello al servizio. Ma tutto il servizio out. 17-15. Cambio di nuovo per Bedisole. Esce Giulia Bottarelli ed entra Giulia Macobatti. Maria Penocchio al servizio. Servizio battuto su Emma Galbero. Bonafini. Lì a 3 soldi. 16-17. Di nuovo cambio per Bedisole. Esce la numero 10 Elena Ricci, rientra Aurora Marchesini. Servizio di Pucinic. Corella. Attacco vincente di Lara Danesi. 18-16. Sento le bestemmie, 18-16. Lara Danesi al servizio. Come il numero di maglia è lei aver firmato il 18° punto. Servizio battuto, riceve Piero Bon. Bonafini dal lato di Galbero. Chiede il tocco. Che c'è? Emma Galbero dalla faccia che ha fatto. Secondo me non l'aveva vista che l'aveva toccata. Parlandone con lo scoutman, sai? Dico, secondo me dalla faccia che ha fatto non si è resa conto che c'è stato il tocco. Servizio nelle mani di Livia Tresoldi. Battuto. Attacco, attenzione di Popolini, pallonetto, difende Petruziello. Attacco di Emma Galbero. Secondo punto consecutivo, 18 pari. Rotoblast ha rimesso, si è rimesso sui binari. Livia Tresoldi. Adesso, come si dice in gergo, speriamo di non deragliare di nuovo. Battuto il servizio di Livia Tresoldi su Tagliani. Emma 2 volte. Tagliani 2 volte. E doppio tocco di Popolini. Vantaggio Rotoblast 19-18. Time out per Polito e mini spot per noi. Respira. La libertà ha un profumo. È nel tuo sguardo dalla cima, dal sentiero, dall'acqua o dal cielo. Respira. La gioia ha un profumo. È quello dei bimbi che ridono, degli schizzi d'acqua alla mamma, del primo tuffo sotto il sole, finalmente. Respira. La bellezza ha un profumo. È quello di trovare l'arte dove non ti aspetti e riscoprire quanto può essere raffinata la semplicità. Respira. Sei in Trentino. Eccoci di nuovo in diretta, 19-18, quindi si è rinvertita la situazione per la Rotoblast Volano Volley. Livia Tresoldi ancora lei al servizio. Battuto il servizio su Popolini. Ha provato
Corella mandarla nella metacampo trentina, ma gli si è ritorta contro perché il naso gliela rimanda indietro. Cambio per Betisole, esce Gaia Corella ed entra Letizia Okonufua, spero di averlo pronunciato giusto. E il secondo cambio è aspetta che vedo bene i numeri, Lara Danesi per la numero 5 Esther Serafini. 20-18. Poi spero ben che i numeri di maglia che abbiamo scritto siano quelli giusti, perché siccome è una squadra molto giovane tendono a cambiarlo un po'. Rispetto alla scorsa partita c'erano stati un po' di cambi, anche dei numeri di maglia. Per farvi l'esempio, Elena Ricci, che oggi ha il 10, all'inizio era la numero 1. Quindi poi al massimo l'assistente tecnica di Betisole che ci sta seguendo magari potrebbe contraddirmi. Servizio di Livia Tresoldi, Popolini riceve e Jessica De Valla mette giù. 21-18. Un bel break della Rotoblast. Pronto servizio, scusate. Pronto servizio di Livia Tresoldi. Vediamo il servizio di Livia. Attenzione al tempo. Popolini riceve. Serafini. Okunofua non ha provato ad attaccare. Pucci che attacca. Italiani non riesce a difenderla. 22-18 Rotoblast. Più 4 adesso. Ancora Livia al servizio. Livia. Quando il servizio battuto. La palla è in campo. Sì! E arriva l'Ace. 23-18. Livia Tresoldi. Rotoblast. 23-18. Livia Tresoldi il servizio. Tagliani riceve. Serafini. L'attacco di Popolini. Difende proprio Livia Tresoldi. Bonafini dal lato proprio di Petruziello. A fil di rete. 24-18. Carli. Set ball Set ball Rotoblast. Ancora e ancora. Livia Tresoldi al servizio. 6 palle set a disposizione. Battuto il servizio. Tagliani riceve. Serafini dal lato di Okunufua, però un'altra free ball concessa. Bonafini. Deval per chiudere. Colpo che viene rispendito al mittente perché si spegne sulla rete. Primo set ball annullato. 19-24. Arianna Popolini al servizio. Difende riceve Pucinic. Petruziello chiude. 25-19. 2-0 Rotoblast. Pausa sponsor, torniamo tra poco per l'inizio del terzo set. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? 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 Do you feel
Take you.
Allora, di nuovo in diretta dall'Arena Biancorossa di Volano. Siamo sul 2-0, 25-19 il secondo set. Top score di questo secondo set: Livia Tresoldi e Carlotta Petruziello con 6 punti. Caterina Puci 4, Emma Galbero 3, Jessica Deval 2 e Aurora Bonafini 1 punto. 22 punti di squadra, 3 su errore. Lato Bedisole 2 punti per Corella, Populini, Marchesini e 1 punto per Danesi e Penocchio. 8 punti di squadra, 11 su errore. Bene, ci siamo, ripreso il terzo set. Emma Galbero, primo punto out a favore di Bedisole. Ovviamente alcuni mi hanno chiesto in privato: ma come faccio a sapere i punteggi in diretta della squadra? È tutto merito del nostro scoutman Andrea Zeni, che è sempre così gentile a stamparmi un recap, e che oltre a concederlo al nostro coach me lo concede anche a me. Quindi arriva il muro vincente di Deval, 2-0. Aurora Bonafini al servizio. Allora, facendo il calcolo dei punti, al momento la top score del match è Petruziello con 9. Prova l'attacco in pallonetto Populini, ma non gli è riuscito. Invece Emma Galvero sì, 3-1. Ma scusate, no, in realtà è 2-1, scusate. 2-1. Non è 3-1. Infrazione di quarto tocco, 3-1. 3-1. Silenzio di tomba all'Arena Biancorossa. Probabilmente fa più notizia quando la Rotoblat perde adesso. Sì, 3-1 comunque. Bonafini in servizio. Attenzione. Bonafini. Emma Murata. Emma. Piero Bon dal lato di Petruziello. Difende Populini a sfiorare il tetto. Pallonetto di Macobati. Difende Deval. Bonafini dal lato di Emma Galbero. Attenzione. Attacco vincente di Aurora Marchesini, e mi sa che il colpo che ha preso Deval per difendere è stato bello deciso, perché vedo che per scaricare un po' di sta continuamente girando il braccio. Allora, Giulia Macobatti ha preso il posto di Anna Usunova e sarà pronta lei a servire, quindi la centrale 2002 di Bedisole. 3-2 il punteggio alla Arena Biancorossa. Puccini che riceve. Aurora Bonafini dal lato di Petruziello. Difende Danesi. Prova l'attacco Marchesini, però l'attacco è auto perché non c'è nessun tocco a muro. Quindi 4-2. 4-2. Emma Galbero al servizio. La nostra vice capitana. Fa tutto il servizio. Riceve Danesi. Corella, e poi l'attacco vincente di Penocchio. 3-4. Gaia Corella adesso al servizio. Comunque per il prossimo anno spero di poter realizzare un piccolo sogno per la nostra telecronaca. Sarebbe quello di avere fisso una
un qualcuno con cui poter fare poter fare una telecronaca a tutti gli effetti, quindi anche con commento tecnico. Invasione contro Bedisole. 5-3. Jessica De Val al servizio. L'attacco giallo-rosso. Di colpo il volano è diventata la Roma. Servizio di De Val. Livia per chiudere quasi. Bonafini lato di Pucinic. E lei chiude l'attacco 6-3. Servizio battuto da De Val. Out. 6-4. Musica anche quando si perde. Sulle mani, sulle mani, sulle mani. Secondo servizio adesso di Aurora Marchesini. E oggi voglio fare un po' una telecronaca un po' più giocosa, perché dai, oggi ci può anche stare. Attacco di Petruziello vincente 7-4. Si spegnerete il servizio. 5-7 adesso. Maria Penocchio adesso. Allora, comunque riguardando i punti, faccio un calcolo rapido, anche se siamo solo al secondo set. Allora siamo a 8 punti Livia Trezzoldi. Servizio out 8-5. E 11 punti Carlotta Petruziello. 7 per Pucinic. 7 per De Val. Quindi al momento un buon gioco delle nostre centrali. Ah, è stata troppo in alto questa palla. Carlotta Petruziello. 6-8. Lara Danesi al servizio. Errore abbastanza gratuito questo di Carlotta Petruziello. Però c'è anche da dire che il tetto dell'arena biancorossa è piuttosto basso. 9-6. Purtroppo è un palazzetto che purtroppo per il tetto non potrà essere omologato per la Serie A2, quindi. Però per il momento per la B1 cambio. Carlotta Petruziello lascia il posto a Blerona Tasciolli. Servizio di Livia Tresoldi. Ora battuto. Popolini riceve. Corella. De Val muro out. Sì. 7-9. Arianna Popolini al servizio. Andrea. Bonafini. Emma Murata salva Piero Bon. Attacco Murato 2 volte. Chiamano l'invasione aerea. Come abbiamo scritto noi sono corretti. Pronto il servizio ancora di Popolini. 9-8 il punteggio. Battuto. Piero Bon riceve. Bonafini al centro. Pucinic. Chiede il tocco. No, out. Sembrava filo di linea, però non di questo avviso il primo arbitro. Arianna Popolini al servizio. 9 pari all'arena biancorossa. Servizio battuto. De Val riceve Bonafini. Blerona Tasciolli.
E Aurora buona fine al servizio. Servizio battuto. Riceve, se ho visto bene, Danesi. Tentativo in extremis di Piero Bon che non va a buon fine. 10 pari. L'arbitro ha fischiato per chiedere conferma se si era fatta male Piero Bon, però ha alzato subito il pollice, come dire, va bene, 10 pari. Un altro set piuttosto equilibrato questo. Battuto il servizio, riceve Piero Bonafini, lato di Tasciolli. 11-10. E questi applausi mi mancavano, che di solito Alan era sempre così, appena arrivava un punto. Emma Galbero al servizio. Battuto con l'ausilio del net. Populini. Mani out, Populini 12. No, scusate, 11 pari. Gaia Corella al servizio. Corella. Servizio battuto su Galbero. Piero Bon in bugger. Pucinic attacca ma difende Marchesini. Corella. Attacco di Danesi. Pucinic dall'altro lato. Però free ball concessa. Se la buttiamo giù adesso. È un grande attacco di Pucinic. Si è inventato un miracoloso. Una miracolosa difesa. 12° punto Rotblast. Jessica De Val al servizio. De Val battuto. Tagliani. Corella. Attacco murone di Blerona Tasciolli. Blerona Tasciolli, muro vincente. 13-11. Ancora Jessica De Val al servizio. Servizio battuto ancora col net. Corella. Attacco con l'ausilio del net, non va a buon fine di Penocchio. Tasciolli 2 volte, stavolta difende Populini. Dall'altro lato l'attacco vincente di Aurora Marchesini. 12-13 punteggio. 180 passi. Aurora Marchesini al servizio. Servizio battuto. Piero Bon riceve. Corre Bonafini. Pucinic attacca. Salva Tagliani. Corella. Populini 2 volte. Vincente l'attacco. 13 pari. Terzo set di questa partita. Aurora Marchesini al servizio. Riceve Piero Bon Bonafini. Tasciolli. Verona Tasciolli 14-13. La Ble. La Ble. Ble. Al servizio. Blerona Tasciolli. In battuta. Ble al servizio su Tagliani. L'attacco out di... Sì, out di Penocchio. 15-13. Ancora Blerona Tasciolli al servizio. Mi sa che ormai a ogni servizio dovrò dirlo. Ble al servizio. Tagliani ancora riceve. Corella. Pallonetto di Danesi. Prova Pucini che mi sa che però è quarto tocco. No, in realtà no. Svista clamorosa mia. Danesi. Attacco muratto. Corella dall'altro lato di Populini. Pucini che difende. Però deve concedere la free ball perché non c'era nessuno pronto. Corella
Populini, pallonetto, difende Tasciolli. Bonafini. Caterina Pucinic. Attenzione, attenzione. Difficilissimo questo attacco. Prova 3 soldi subito, però difende Italiani. Populini ancora. Difende Piero Bon. Al centro Emma Galbero. Italiani. Emma Galbero. 16-13. E devo dire grazie Italiani qua, perché la palla era nettamente out se non ci metteva le mani. Scusate qui stavolta. Allora 16-13. Ancora Blerona Tasciolli. Andiamo Blerona. Pronto l'arbitro a fischiare la battuta del servizio. Pronto il servizio di Che servizio. Dai, glielo perdoniamo però. 14-16. Blerona. La Blerona del futuro, se senti questa telecronaca, non offenditi perché te l'ho detto in sta maniera, Per la Blerona del presente. Maria Penocchio al servizio, difende Galbero. Bonafini però deve metterla dall'altra parte del campo. Danesi ad attaccare. Muro di Livia out. 15-16. Però la Ble del presente penso non l'abbia sentito, che non mi si girava e mi diceva. 15-16 ancora Maria Penocchio. Servizio tu. Ah! In pieno sedere su Livia 3 soldi. 16 pari. Luca forse è pronto a chiamare il time out. Eccolo qua, chiamato, detto, fatto. E noi, mini spot per noi. Respira. La libertà ha un profumo. È nel tuo sguardo dalla cima, dal sentiero, dall'acqua o dal cielo. Respira. La gioia ha un profumo. È quello dei bimbi che ridono, degli schizzi d'acqua alla mamma, del primo tuffo sotto il sole, finalmente. Respira. La bellezza ha un profumo. È quello di trovare l'arte dove non ti aspetti e riscoprire quanto può essere raffinata la semplicità. Respira. Sei in Trentino. Di nuovo in diretta dall'arena biancorossa di Volano. 16 pari il punteggio all'arena biancorossa. Quindi continua l'equilibrio qui a Volano. Nessuna delle due squadre sembra in grado di dominare la scena. Pucinic, Murata, difende Bonafini. Piero Bon. Attacco, invasione contro la Bedisole. 17-16. Protesta di... un po' di proteste da parte della capitana Macobatti. 17-16. Caterina Pucinic, ancora lei. Scusate, Caterina Pucinic al servizio. Battuto il servizio su Danesi. Corelli, attacco. Muro di Livia 3 soldi. Monster Buck, Monster Buck, Monster Buck. Allora io penso già di sapere chi premiare come MVP dell'incontro. Sì, purtroppo qua sono invaso da molti scaramantici, quindi mi hanno detto di non dirlo. Pucinic, Tagliani riceve. Corella, pallonetto di Populini, vincente. 17-18. Cambio per la Green Bedisole. Esce Lara Danesi ed entra Giulia Bottarelli. Abbiamo da poco sforato il muro dell'ora di gioco all'arena biancorossa. Servizio di Giacomo Bottarelli. Bonafini. Livia, 3 soldi. 19-17. Cambio per Bedisole. Riesce Giulia Bottarelli, rientra Lara Danesi. Livia.
Servizio di Livia Tresoldi. Tagliani. Danesi, free ball di Popolini. Bonafini dal lato di Emma. Murata però si difende Bonafini. Però free ball di Deval. Tagliani. Corella. L'attacco murato di Macobatti. Corella. Pallonetto di... si è dovuta impegnare Livia Tresoldi per tenere vivo questo pallone. Corella. Popolini. Difesa ancora una volta. Mi sa che l'ha presa in piena in testa la Jessica De Valle. Attacco di Pucnik. 20-17 Rotoblas. E ancora Livia Tresoldi al servizio. Servizio battuto. Tagliani. Corella. Attacco impallonito a due mani di Marchesini che non va a buon fine. Livia Tresoldi. Tasciolli però per un'altra free ball per la Rotoblas. Pucinic. Difende ancora Marchesini. Marchesini sempre lei ad attaccare. Attacco sbagliato. 21-17. Servizio out di 21-18. Servizio out di Livia Tresoldi. Arianna Popolini al servizio. Popolini. Bomba disinnescata da Pucnik. Punto di Emma Galbero. E anche Emma non è da meno con la bomba. 22-18. Aurora Bonafini al servizio. Servizio battuto. Deval 23-18. Jessica Deval 23-18. -2 alla fine di questa terzo set se la Rotoblas continua a condurre. E possono essere anche soli 2 punti dalla vittoria, che ci riporterebbe a -4 da Don Coleoni e blindare ancora di più questo sesto posto. Attacco di Marchesini che non va a buon fine. Tasciolli, muro out. 24-18 match ball Rotoblas. Per la Rotoblas. Servizio di Bonafini battuto e arriva Lenz. 25-18. Rotoblas Volano Volley batte Green Up Betisole Volley 3-0 e va a -4 dalla pallavolo Don Coleoni. -4 e quindi vuol dire sesto posto ancora più in cassaforte. MVP dell'incontro Livia Tresoldi, direi. E direi che possiamo concludere qui la diretta, però vi lasceremo con le immagini dell'MVP. Allora, grazie a Andrea Zeni che dopo, grazie al tuo tabellino sui social domani mattina troverete chi è stata la top score, anche se penso punti alla mano che sarà Carlotta Petrustiello. E dall'altro lato direi che l'MVP è Livia Tresoldi o Jessica Deval, perché qua mi stanno puntando le pistole contro. Allora, ringraziamo Andrea Zeni, Fabrizio Saba in cabina di regia. L'appuntamento è per sabato prossimo, dove andremo a affrontare il big match contro la Chromavis Abo Ofanengo. Grazie a tutti, l'augurio di una buona serata e adesso andiamo con gli sponsor e torniamo per la premiazione dell'MVP, mentre io col microfono chiudo. Buona serata. Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Does the bones shake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake?
Take you. Over do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to shake? Do you feel the earthquake? Do you feel your bones start to take you? Do you feel your bones start to take you? Do you feel your bones start to take you? Do you feel your bones start to take you? Do you feel your bones start to take you? Does the boat take you? Does the boat take you? Take you? Does the boat take you? Take you? Take you? Does the boat take you? Devi mettere i piedi sull'MVP. No. L'MVP. Ah, ok. No, no, giusto. Allora facciamo un ex equo, Viera e Kate. Quanto lo ingrandisco? Abbassalo un po' adesso. Abbassalo ancora un po', che si vedano tutti gli ok. E spostati a destra però. Prova a metterti lì un attimo. Sì, dai, va bene. L'unica roba c'è di mezzo sì, quindi va bene. Lo pesco. Può andare? Schippa. Sì. Paolo! Allora, l'MVP a serata, stavolta facciamo un'eccezione, prendiamo tutte le ragazze, non una solo. Abbiamo delegato il nostro Michele che sposare le macchine di volleyball. I due MVP della serata sono gli atleti del volleyball, Caterina Pugni e Elena Piramon. Ricordo che la prossima partita interna del volleyball sarà sabato 23 aprile.